Beh, che te ne pare? Beh, che te ne pare? Cosa sei venuta a fare qui? Io volevo solo parlare con te. Ok, fallo. Di che cosa volevi parlare? Non me lo ricordo più. Non te lo ricordi più. No, non me lo ricordo più. Forse volevi parlare di Danny? Forse riguardava lui? Dobbiamo seriamente parlare di Danny. Dobbiamo pensare cosa ci conviene fare. Cosa ci conviene fare per il bambino. Non me lo ricordo più. Io non penso che tu non lo sappia. Io penso invece che tu abbia le idee molto chiare in merito e sei tanto desideroso di saperlo pure io, tesoro. Forse bisogna portarlo dal dottore. Tu pensi che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore? Sì, E quando pensi che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore? il più presto possibile. Al più presto possibile. Sì, Sei molto preoccupata per la salute di Danny, vero? sì, E questo ti agita molto. sì, E sei agitata pure per me? sì, certo, anche per te. Certo, anche per me. Hai mai pensato alle mie responsabilità? Non so di che cosa parli. Hai mai pensato a quante fottute responsabilità abbia sulle spalle? Hai mai pensato alle responsabilità che ho verso la direzione? Non ti sei reso ancora conto che io ho accettato di guidare l'Overlook Hotel fino al 1° maggio? Non te ne sbatte niente, vero? Chi la proprietà mi ha dato in mano l'albergo, che ha fiducia in me e che ho sottoscritto un contratto, un accordo con il quale mi impegno con queste responsabilità. Ma tu hai una vaga idea di cosa sia un principio etico-morale? Ce l'hai? E hai una vaga idea di cosa mi succederebbe se io non mantenessi fede agli impegni che ho assunto? Ci hai mai pensato? Dimmelo! Jack, ti prego, lasciami andare. Ho bisogno di andare in camera. Perché? Perché sono molto confusa. Dammi 5 minuti. Hai avuto tutta la tua fottuta vita per pensarci. Non penso che ora 5 minuti ti bastino. Lasciami stare, ti prego. Ma chi ti fa male? Jack, ti prego, lasciami stare. Wendy, Lasciami stare, ti prego. Wendy, tesoro, luce della mia vita, devi darmi il tempo di finire la frase. Non ti farò niente, solo te la spacco in due quella testa, quella testolina la faccio in 1000 pezzi.